Dalla mattina a notte fonda non perse né un dibattito a quattro, né un ping pong, né una tavola rotonda. Su tutti i canali esistenti, pubblici e privati, e su tutti e tre i televisori di casa. Sballottato da tutte quelle informazioni e campane discordanti, andò presto nel pallone più completo e cominciò a soffrire di allucinazioni audiovisive. Possiamo fare un riferimento alle persone per bene. Se lei potesse scegliere per esempio un componente magari dell'attuale giunta di maggioranza o anche in consiglio comunale con cui costruirebbe un'alleanza, se non sono indiscreto, chi è? Ma io dovrei fare un elenco enorme, ma io le dico per dire, solo due persone, Paolo Bellotto e Giorgio Barro, sono persone che io considero per bene, tutto lì. Ma ripeto, ce ne sono tante. Confermo che Paolo Ferrero, segretario di Rifondazione Comunista, una forza politica che non è in Parlamento ma di sicuro è presente nella società, e lo testimonia il fatto che ci sono stati tantissimi congressi territoriali con forte partecipazione e dibattito, come lo è stato in provincia di Venezia, nel Veneto orientale e nel Portoguarese. A lei ci crede Barro? Ma ci credo. Rispetto a questo noi abbiamo con i commercianti un'importante mostra, quella delle eccellenze artigianali del Tineo, che... Vai. Stavo incoraggiando, vai. Ma dopo fai blocchi, no? Sì, vai tranquillo. Quella del Tineo. Come giudica il passaggio del senatore Mario Dallatore, vicepresidente della provincia, al nuovo centrodestra? Ha deciso di andare da un'altra parte. È un po' questa difficile interpretazione che io ho sempre sottolineato da anni a questa parte, che non c'è una coerenza nella politica. Allora, quando uno, nel caso specifico, poi prende una sedia o una poltrona a livello nazionale, quando ha bisogno dei voti va lì e li chiede per quella linea lì. Poi quando è a Roma, ma sì, pensiamo ad altre cose, si siede da un'altra parte, senza avere poi quel confronto elettorale con l'elettore che lo ha votato, perché probabilmente quell'elettore che l'ha votato, nel caso specifico anch'io, non sarei tanto contento che un elettore quando va lì va da un'altra parte, quindi dovrebbe dimettersi. Quindi lei sostanzialmente invoca le sue dimissioni? Beh, direi proprio di sì, e anzi dovrebbe averle date già nel momento in cui è stato eletto senatore, perché ricordo che ero di finirla con questa doppia, tripla, quadrupla incarico che qualcuno quando è seduto a Roma non vede mai l'opportunità giusta di dimettersi. È stato chiarissimo, grazie a Mauro Stana del gruppo per il cambiamento di San Stino di Livenza. Dovremmo imparare da queste esperienze, perché se tutti cominciassero a fare così anziché litigare, forse riusciremo meglio. 2 anni non dura il sindaco Bertoncello, quindi andremo a votazione ben prima. Quindi aspettiamo e vediamo questi sviluppi come andranno avanti. Io sono orgogliosa che il PD stia sostenendo il governo Monti, perché comunque sia ci siamo trovati a governare uno Stato completamente disastrato, e se non ci fosse stato Monti probabilmente saremmo anche noi come la Grecia in questo momento qui. Nord adesso però non vengano a piangere sul latte versato, si accontentino di ciò che gli arriva. For many years you were so blind, but now reality is up to your mind.